futuro è già nelle mani di tutti noi, è sempre stato nelle mani di tutti noi. Dobbiamo essere anche realisti. Questa è una delle città e dei luoghi più belli del mondo. Più belli non solo per vivere, ma anche per fare impresa, per credere nella scienza, nella tecnologia, nella storia. Credeteci, e più ci credete, più riusciremo a realizzare i nostri sogni. È un nostro diritto sviluppare delle aree che sono di natura prettamente industriale e portuale, ridarle e riutilizzarle, perché quando diciamo e parliamo di sostenibilità vuol dire appunto mettere a frutto quelle che sono le opportunità di tutti. È un diritto di Venezia rimettersi in moto, è un diritto di veneziani, e intendo ovviamente veneziani metropolitani, quello di avere un lavoro e avere un futuro per i giovani. È un nostro diritto e credo che ci verrà riconosciuto da tutti, dall'Europa, dall'Italia, dal mondo. I numeri lo stanno già dimostrando, ci sono già grandi investimenti che sono messi in moto, altri ne arriveranno, altri stanno alla finestra per capire quello che stiamo facendo. A Venezia abbiamo dimostrato di investire sulla giustizia, abbiamo dimostrato di investire sulla sicurezza, sul lavoro, proprio su quelli che sono la base dei nostri valori. Ha richiamato le persone che hanno una casa in cassa integrazione, ha assunto altri 50 giovani. Abbiamo rimesso in moto le macchine in tutta l'area industriale. Il porto sta andando benissimo e voi sapete che stiamo facendolo con la nostra dignità e il nostro orgoglio. Ai giovani dico: restate a Porto Marghera, restate a Mestre, restate a Venezia. Sarà la città che darà le migliori performance in Europa in futuro. Lo dico per convinzione e perché i fatti stanno giustificando questo. C'è una grande rinascita della città e chiunque vuol dare qualcosa, vuol fare qualcosa è ben accetto, a livello proprio generale, va bene tutto. Noi vogliamo semplicemente costruire il nostro futuro sul lavoro.